Una struttura di 4.500 m², sviluppata in 5 piani, compresa di centro diurno e divisa in 4 nuclei. La nuova casa di riposo sorgerà a Prati di Mezzanego e costerà circa 7 milioni di euro, 90.000 già concessi dalla Regione al Comune. Chi si farà carico di realizzare il progetto comunale avrà la struttura in concessione per 35 anni. Il progetto prevede l'impiego di tecniche costruttive innovative che renderanno l'edificio autosufficiente dal punto di vista energetico e all'avanguardia tra le strutture sanitarie del Tigullio. Con questo progetto veramente vogliamo dotare il territorio di Mezzanego, a Valle Sturla, ma mi permetto di dire l'intero Tigullio, di una struttura unica, perché il centro per l'Alzheimer come progettato è un unicum per il territorio del nostro Tigullio e anche della provincia di Genova. Sarà una struttura innovativa, all'avanguardia, con tutti gli standard di qualità sia dal punto di vista sia medico che, appunto, dicevamo, dal punto di vista energetico, capace di dare delle risposte concrete purtroppo a una delle patologie dei nostri tempi, che colpisce più duramente e che influisce anche tanto sulla vita familiare. Vogliamo veramente creare un ambiente idoneo perché purtroppo è afflitto da queste patologie. Questo nuovo progetto quanti posti di lavoro garantirebbe? Saranno creati dai 45 ai 50 posti di lavoro e anche qua nella convenzione che sarà mandata in gara sarà data la priorità ai residenti nel comune di Mezzanego e allo stesso tempo ci saranno anche delle tariffe convenzionate per i residenti, per il comune, e un canone di concessione che il soggetto attuatore e gestore dovranno versare annualmente al comune di Mezzanego.